È stata una grande festa di tutte le discipline equestri la serata degli Oscar della FISE del Veneto, che si è tenuta a Villa Bonin di Vicenza lo scorso 18 giugno. 700 persone hanno partecipato alla terza edizione dell'evento, diventato ormai un appuntamento fisso per i tesserati del comitato. Grande interesse sta riscuotendo l'iniziativa anche fuori regione e infatti erano presenti alla serata il presidente nazionale della FISE Marco Di Paola con una consistente rappresentanza del Consiglio federale, oltre a numerosi presidenti dei comitati regionali. È l'appuntamento più importante dell'anno, al di là dei campi di gara, questo momento di unione, di coesione e di cooperazione. È un momento di grande emozione. Devo dire, ogni anno facciamo quel qualcosa in più, non è che lo faccio io, ma è il mio Veneto e tutto il mio consiglio, lo staff che lavora bene e veramente ogni anno alziamo l'asticella e manteniamo bene questo ritmo. Quindi sono veramente soddisfatta e grata alla mia regione per tutto quello che sta facendo. Sul palco di Villa Bonin sono stati consegnati gli Oscar agli atleti che si sono contraddistinti nello scorso anno per i risultati sportivi. Ma particolare spazio hanno avuto i premi speciali ai personaggi dell'equitazione che si sono distinti per i gesti di altruismo sportivo e umanitario. Come Gianluca Icoretti, che durante una gara endurance ha aiutato un avversario in difficoltà a portare a termine la sua prova, compromettendo il risultato della propria gara. O Michela Lanzarini, premiata per aver fatto un intervento di soccorso a favore di una amazzone caduta in campo di gara. Sono stati premiati inoltre i maniscalchi Berto, Ivone e Giuliano Lovison e il trasportatore Gigi Tormen, persone che hanno dedicato la propria vita all'equitazione, rimanendo però sempre dietro le quinte. Riconoscimenti anche per un cavaliere di lungo corso e di grande successo come il vicentino Stefano Nogara e per l'inventore Lorenzo Favero, che gira le scuole del Veneto a scopo didattico e divulgativo con un cavallo componibile a dimensione naturale. Ospite di eccezione è stato poi Victor Hugo Paz Alvarez, portatore di importantissimi messaggi di valore spirituale ed etico, che sono stati ricondotti alla realtà sportiva. Ma il momento più coinvolgente e spettacolare è stata l'esibizione di due imponenti cavalli frisoni, che insieme alla loro amazzone e al loro cavaliere hanno offerto un suggestivo spettacolo di danza, una dimostrazione curata dalla neonata commissione dedicata al teatro equestre. E alla serata non sono mancati gli sponsor del Comitato regionale del Veneto, che hanno potuto verificare la capacità organizzativa e di aggregazione della FISE del Veneto. Imprenditori che, oltre a sostenere le attività del comitato, sono grandi appassionati di equitazione. Mi ricordo quando ho iniziato a insegnare che vedevo molti clienti miei che mi vedono sempre in giacca e cravatta e mi vedevano in mezzo a un campo con la voce un po' alta a far venire gli allievi a saltare. Devo dire che sono due passioni in verità, perché anche la cucina è una grande passione, la ristorazione, l'ambiente, noi cerchiamo sempre di offrire gioia, di offrire anche spettacolo, anche sempre, e ogni cliente cerchiamo di che abbia un'esperienza, una buona esperienza ovviamente. L'appuntamento è per il prossimo anno con la quarta edizione della Serata degli Oscar della FISE del Veneto.